Troppi assembramenti per la Movida, se continua così chiuderò di nuovo tutto. L'ultimatum del governatore Luca Zaia dopo gli assembramenti di ieri sera a Treviso, anche oggi situazione al limite durante il mercato. Anche dal sindaco Mario Conte dure parole contro gli assembramenti e la minaccia di azioni di chiusura, intanto i vigili danno il via ai controlli. Il presidente di Ascom, Federico Capraro, scene inaccettabili e invita i titolari nei locali a chiamare la polizia se la situazione sfugge di mano. Casugana stanzia 100.000 euro a sostegno degli artisti in difficoltà, concorso di idee per l'inno della città, lo studio un piano per rilanciare il turismo proveniente dalle altre province venete. Crollo produttivo con un picco negativo nelle piccole imprese, l'analisi da incubo degli industriali di Treviso e Padova e il peggio, dicono, deve ancora arrivare. Modifica degli spazi al mercato di Castelfranco, la rabbia degli ambulanti, alcuni di loro hanno incrociato le braccia, banchi chiusi. Traguardo di 106 anni per Noè Gottardi di Ponte di Piave, gli auguri sono arrivati anche dal governatore Zaia, festa in casa di riposo e videochiamata con il sindaco. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Subito una veloce, rapida occhiata ai dati, come sempre, dell'Azienda Zero, il bollettino serale dei contagi, un bollettino che parla di 19.003 contagiati dall'inizio dell'emergenza in Veneto, più 6 casi positivi nelle ultime ore rispetto a questa mattina, più 1 a Treviso, sono 3.639 le persone in isolamento domiciliare e i casi attualmente positivi sono 3.636. Il dato importante è quello dei ricoveri. I ricoveri in area non critica sono 523 tra positivi e negativizzati e 46 in terapia intensiva, più 4 i decessi registrati nelle ultime ore in Veneto, nessuno di questi negli ospedali della Marca. Sono dati importanti, dati che confermano il trend, ma dati che potrebbero cambiare nei prossimi giorni se non verranno rispettate le regole, sostanzialmente il distanziamento e l'uso della mascherina. E allora è bastato un giorno di riapertura, di post-lockdown per far scoppiare la polemica sugli assembramenti, non tanto di giorno ma soprattutto di sera. Quei video della Movida un po' in tutto il Veneto hanno fatto scattare l'ultimatum del governatore Zaia. È bastato un giorno appena di aperture, il primo, per registrare già numerosi assembramenti di persone in diverse piazze della Movida veneta, senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza. Immagini che hanno fatto arrabbiare il presidente Zaia, che ad un amico che gli aveva inviato foto simili ha risposto così: li aspetteremo alle porte dell'ospedale e la cosa che fa più male è pensare che molte di queste persone magari sono le stesse che poi vanno a fare la morale sui social. Zaia torna poi a parlare del virus usando l'immagine di un cecchino pronto a colpire il bersaglio con l'unico proiettile a disposizione e avverte i cittadini. La contabilità ce l'avremo nel giro di 8 giorni, ormai 2 giorni sono passati, in 10 giorni io li vedo i contagi. Se aumentano richiuderemo i bar, richiuderemo i ristoranti, richiuderemo le piscine, richiuderemo le palestre, chiuderemo le spiagge, chiuderemo le aziende, chiuderemo tutto e torneremo a chiuderci in casa col silicone. È questo che vogliamo. Capirei, continua il governatore, se ci dicessero che dobbiamo vivere così per sempre, ma riusciamo a tenere duro fino al 2 giugno? Questo virus se ne andrà, io spero anche velocemente, e allora facciamo sto minimo di sacrificio. Abbiamo avuto 1.820 persone che hanno perso la vita. Lo dico ai complottisti, ai terapiatisti, a tutta sta gente che fa video, dichiarazioni, ma almeno un po' di rispetto per i morti. Intanto, in attesa di capire che fine abbia fatto l'app Immuni per il tracciamento, la Regione lavora ad un proprio progetto. Noi stiamo lavorando a un progetto alternativo. Diciamo che andiamo a mettere in piedi un progetto di biosorveglianza alternativo. Il governatore ha poi fatto il punto sui costi sostenuti per l'emergenza. La spesa per la sanità ha superato i 100 milioni di euro. Se non arrivano risorse a ristoro, ne usciamo massacrati. Ma lo dico perché noi abbiamo sempre avuto una gestione dei conti assolutamente certosina. Non va in default il Veneto, contiamo moltissimo sul fatto che ci sia una redistribuzione del fondo nazionale
e contiamo anche che arrivino risorse per il rilancio di tutto quello che sono gli investimenti nella sanità. Questa vicenda ci ha insegnato che gli investimenti nella sanità debbono essere una cosa prioritaria. Infine è stato raggiunto l'accordo con i sindacati per il riconoscimento al mondo della sanità veneta in prima linea in questi mesi. 60.932.640 euro, divisi in oltre 38 milioni per il personale del comparto e in 7.581.478 euro per la dirigenza medica. Si è trovata una soluzione meritocratica, perché è indubbio e innegabile che un medico, un infermiere, un operatore che lavorava alle infettive o alle terapie intensive si sia esposto a rischi rispetto alla sua salute maggiori di chi magari era in altri reparti dell'ospedale dove i Covid non c'erano. Però comunque questo è un premio che viene spalmato su di tutti. Restiamo sulla questione assembramenti, Movida e la rabbia delle istituzioni. Pazienza già finita, avverte oggi il sindaco di Treviso Mario Conte dopo quanto accaduto ieri sera proprio nel capoluogo. La giornata era filata liscia, la sera molto meno. La riapertura di buona parte di osterie locali ha richiamato in centro a Treviso, ma anche a Conegliano e Castelfranco, centinaia di giovani e giovanissimi che hanno creato assembramenti più o meno numerosi a ogni lato della città. Il Comune aveva annunciato una linea morbida, il lavoro dei vigili doveva mirare alla sensibilizzazione, non alla repressione, ma il Covid pazienza e comprensione non ne ha e ci vuol poco a scatenare nuovi focolai. Situazioni come quelle che mi sono state segnalate e come quelle che ho visto con i miei occhi non saranno più tutelate, quindi la polizia locale potrà anche intervenire anche a supporto delle attività commerciali, perché capisco anche le difficoltà delle attività poi di gestire i propri clienti, però ci vuole un atteggiamento responsabile da parte di tutti. Ho visto gente senza mascherine, ho visto gente che aveva alzato anche un po' il gomito, quindi ripeto, ieri è stato il primo giorno, oggi siamo già al secondo e il mio scopo è quello di tutelare la salute della mia comunità e quindi se sarà necessario siamo disposti a valutare anche delle chiusure temporanee degli ambienti che non rispettano le regole. Il pensiero va istintivamente a quegli esercenti che, ritenendo impossibile evitare situazioni del genere, hanno preferito non riaprire ieri e che di fronte a queste immagini si sentono oggi penalizzati 2 volte. Già dal pomeriggio la polizia locale ha annunciato controlli severi. Il sindaco ribadisce che passi l'entusiasmo del primo spritz con gli amici, ma le scene da Movida devono finire qui. L'avviso ai naviganti. Bene la riapertura, siamo tutti contenti di tornare a vederci, a bere anche un aperitivo, però non approfittiamocene, perché la bontà e la disponibilità dell'amministrazione non deve passare come un messaggio fuorviante che in realtà mette a rischio poi la salute di tutti i cittadini. Assembramenti in seguito ai quali il sindaco e il vice sindaco hanno incontrato oggi i referenti delle associazioni di categoria di esercenti e commercianti. Abbiamo voluto parlare chiaro, dicono, è necessaria un'opera di sensibilizzazione degli iscritti al rispetto delle norme. Piena collaborazione delle categorie con Federico Capraro, presidente di Confcommercio, che parla di assembramenti inaccettabili e invita gli esercenti, in caso non riescano a gestire la situazione, a chiamare direttamente le forze dell'ordine. Sentiamo le sue parole. C'è stato un entusiasmo che possiamo definire comprensibile ma non accettabile e comunque un entusiasmo che va gestito. Questa è la verità, perché il rischio di una chiusura, di un ritorno c'è, è un rischio che va scongiurato. Di fronte a questo virus noi abbiamo un antivirus, che sono la mascherina e la distanza di 1 metro. Che parliamoci chiaro, lo dico da esercente, è assolutamente tollerabile, assolutamente accettabile se teniamo conto anche quali erano le previsioni iniziali. Oggi la parola chiave è quindi responsabilità. Responsabilità da parte degli esercenti, da parte dei commercianti, e responsabilità da parte degli avventori, quindi dei cittadini. Si esce con la mascherina, si va in un locale, in un ristorante, in un bar, in una trattoria, in un'osteria con la mascherina, si mantengono le distanze e possiamo riprendere anche le nostre bellissime abitudini di passare un'occasione, un momento con lo spritz, un prosecco, un calice di prosecco, in compagnia degli amici, sotto casa prima di rientrare, va benissimo, però
massima attenzione perché il rischio c'è e non dobbiamo sottovalutarlo. Cosa succede se durante una serata, durante una di queste prossime sere ci sono delle situazioni? Beh, in quel caso rivolgiamoci alle forze dell'ordine che intervengono in questi, sicuramente come abbiamo condiviso in questi primi giorni, non con un'azione repressiva, ma con un'azione preventiva, formativa. Io credo che in questi 3 giorni si debbano fare le prove per superare la prova weekend. È il primo weekend in cui siamo tornati a questa condizione di quasi normalità. Credo che non possiamo sbagliare. Noi non possiamo, dopo aver chiesto l'anticipo di questa apertura, rischiare la chiusura e tantomeno non possiamo rischiare, visto anche il valore delle sanzioni, che sono di qualche migliaio di euro, assolutamente pensare di poter giocare con il fuoco anche dal punto di vista economico. Così le scene stigmatizzate da Capraro di ieri sera, ma la situazione non è certo migliorata, anche se si tratta di situazioni diverse, questa mattina al mercato riaperto a Treviso. Parole tante come sempre, perché la gente non si è educata, non si rende conto del problema grosso che abbiamo in corso e portiamo mascherina fino ad alzi e stopparci. È lo sfogo di uno degli alpini volontari ai varchi di entrata ed uscita del mercato di Treviso, che da questa mattina è tornato ad avere quasi tutte le bancarelle, con il via libera al commercio anche di abbigliamento, scarpe e altri prodotti in genere. Purtroppo non si rende conto del pericolo che c'è nell'aria ancora che gira. E le immagini girate prima dell'accenno di pioggia si commentano da sole, perché come sottolinea l'alpino, con un certo sconforto, appena arrivano tra i banchi pare si sentano in diritto di fare ogni cosa. Ti dici la sua mascherina, tanto lo stesso. Rispetto, buon senso in generale, guarda adesso come ti fa la FIA, in mezzo sul passaggio, non di lato, devo dire una volta, 10. E questo nonostante i primi a richiamare i cittadini siano gli stessi commercianti. Cerchiamo di mettere i numeri, di tenere un po' le persone a distanza con le nostre mascherine e piano piano speriamo che la gente capisca. Tra i banchi e negozi anche l'assessore alle attività produttive, soddisfatto però a metà. L'organizzazione è buona, come primo giorno naturalmente c'è sempre qualcosa da sistemare. Io devo fare un fortissimo invito a tutti, sia esercenti che clienti, a mantenere le distanze, perché è un attimo tornare anche indietro. Noi intensificheremo i controlli in modo tale che ci sia anche qualcuno che impedirà questo tipo di assembramento. Devo dire che molti esercenti si comportano molto bene, qualcun altro forse si comporta meno bene, però bisogna ricordare che le sanzioni sono molto pesanti. E in tema di sanzioni il comandante della Polizia Municipale è molto chiaro, soprattutto con i cittadini. Le sanzioni vengono elevate a chi fa assembramento, quindi se 3-4 persone sono vicine e non rispettano il metro vengono tutte sanzionate, sanzione da 400 a 3.000 euro. E poi c'è l'altra faccia, quella positiva della riapertura, ce l'ha raccontato ieri sera a Ringhi in diretta il nostro Lucio Zanato nel suo viaggio tra i ristoranti che riaprivano. Vediamo allora come è andata. Prima serata per lei? Prima serata c'è stato un tavolo da 4, uno da 2 e una persona singola, 4, 6, 7 persone. Contento? Certo che sì, perché piuttosto di niente è sempre meglio questo. Potremmo riassumere così l'umore alla fine della prima riapertura serale per gran parte dei ristoratori della Marca. Chi pensava ad un affollamento o una valanga di prenotazioni sarà rimasto deluso, ma dopo 80 giorni di stop, ma soprattutto con la consapevolezza che il virus è ancora attivo, molti hanno deciso che per il momento a questi tavoli non ci si può ancora sedere. La gente ha ancora paura, è ancora timorita e non vuole uscire. Questa sera che noi abbiamo sempre fatto l'esполto, hanno chiamato per l'esполto. Pur potendo uscire, a pranzo ci sono stati dei signori, sempre un nucleo familiare di 6 persone, il signore più anziano che ha 81-82 anni ha detto: Renato, adesso mi rivedrai a dicembre. Poi c'è chi, complice anche della disposizione del locale, alla prima riapertura proprio non ha voluto mancare. Eravamo molto curiosi, però eravamo anche molto ansiosi di rivedere questo posto dopo tante cene e tanti pranzi in amicizia. Ristoratori che comunque dovranno fare i conti per molto tempo con posti e distanze. Una area come questa normalmente quanta gente può starci? Un'area come questa normalmente ci sta 120 persone. 120? E adesso invece con le nuove regole? Con le nuove regole
45-50 persone. Per questo tutti puntano già dai prossimi giorni all'espansione con i plateatici. Metterete i plateatici perché è l'unica maniera per venire Abbiamo fuori. chiesto un ampliamento del plateatico, che una parte ce l'abbiamo già, e chiederemo di mettere molti più tavoli. Accanto a prenotazioni e prescrizioni, per tutti d'obbligo una ventata di ottimismo, come ha lanciato Giacomino Benvenu, volto storico della ristorazione di Marca. Dopo 60 anni continuerò con tanta buona volontà e mi auguro di star bene, che è la cosa più bella che ci possa augurare a chiunque. E poi ci sono turismo e cultura, 100.000 euro per dare un sostegno economico agli artisti trevigiani. Sono quelli stanziati da Casugana, che sta lavorando anche per il ritorno delle mostre e per riportare turisti, innanzitutto veneti, in città. Dopo attività produttive e famiglie, l'amministrazione comunale stanzia un contributo di 100.000 euro per sostenere in tempi celeri gli operatori del mondo dello spettacolo. Treviso adotta i suoi artisti rimasti fermi per l'emergenza virus. Abbiamo comunque trovato un modo, che è quello del concorso di idee, per arrivare ad una graduatoria in base meritocratica dei singoli progetti o delle micro performance e poi erogare subito questo premio in denaro. Dall'altro punto di vista è inondare la nostra città di bellezza, di cultura e di performance, e simbolicamente puntando sul fatto che la ripartenza deve partire proprio dalla bellezza e dai nostri artisti. Entro fine mese l'avviso, poi la graduatoria, ben accette le micro performance più varie, anche di un artista singolo, musicista, artista di strada, pittore, che ben si adattano alla necessità di non creare assembramenti. Oltre a questo ci sono due iniziative speciali, che sono 5.000 euro per la composizione dell'inno della città di Treviso e altri 5.000 euro per un video in musica che racconti la bellezza della nostra città. Iniziative che non sostituiscono il bando delle rassegne estive. Treviso non rinuncia all'estate incantata e si prepara dal 2 giugno alla riapertura dei musei. Anche con la grande mostra Natura in Posa, che verrà prorogata fino alla fine di settembre. Ma non solo, perché stiamo studiando anche tante iniziative molto belle per i trevigiani, in primis abbiamo già annunciato dei giorni di gratuità, perché stiamo pensando a dare valore alla bellezza e anche all'arte terapia, ovviamente ripensate in un'ottica post-Covid, quindi non solo distanziamento ma anche tante attività all'aperto e anche tante attività miste, reali ma anche virtuali, da poter seguire in streaming. Turismo azzerato, in questi mesi si lavora per recuperarne almeno una parte. Ovviamente ripartiamo da un turismo di prossimità, ecco perché stiamo lavorando per rendere la città la più accogliente possibile, pensando quindi ad un turismo di tutto il Veneto. Stiamo lavorando insieme alle regioni e anche ai tavoli del turismo proprio per una campagna promozionale che possa incentivare il turismo di prossimità e poi ovviamente, se le condizioni lo consentiranno, anche i paesi come la Germania piuttosto che l'Austria, insomma sperando che ci siano le condizioni affinché siano i primi a tornare nella nostra città. Torniamo a parlare di mercati, questa volta però a Castelfranco, ma qui il casus belli è la rivoluzione, diciamo, logistica delle bancarelle, che non piace agli ambulanti e che oggi appunto sono scattati in una vera e propria rivolta. Sono arrivati questa mattina pronti a non aprire i loro banchi. Dopo 2 mesi di chiusura la situazione a Castelfranco è stata questa. Pongo così banche di alimentari. Arrabbiati e pronti a non mollare, è scattata così la protesta degli ambulanti, che si sono trovati di fronte ad una vera e propria rivoluzione del mercato, bancarella a filo strada che arriverebbero dopo il semaforo. In questo momento noi ci troviamo nella condizione di essere stati spostati e messi in condizione di non lavorare dal comune di Castelfranco Veneto, mascherando la cosa con il fatto che si doveva creare viabilità e sicurezza all'interno del mercato. Ieri sera tra le 5 e le 6 qualcuno ha ricevuto una mappa del mercato nuovo senza sapere nulla di cosa stava succedendo. Una mappa grande così, che non si capiva niente, che diceva domani mattina succederà questo. Sì, che 130 attività stamattina si sono trovate spostate in tutti i modi possibili e immaginabili. Mio posto, abbigliamento. C'è un'altra persona sul mio posto con l'abbigliamento. Io vado da un'altra parte. Dov'è il principio? A me hanno tolto il posto per mettere i tavolini del bar. Io non ho nient'altro da aggiungere. Ce l'hanno proprio tolto.
per mettere i tavolini del bar e mi hanno messo nel deserto. In altri comuni non è accaduta una cosa simile, ci dicono. Hanno riaperto tutti in maniera normale, hanno dato a disposizione la protezione civile che dà le mascherine, in certi punti hanno fatto le entrate e le uscite, ma il mercato funziona in maniera regolare, i banchi sono tornati nei loro posti regolari senza nessun problema. I furgoni chiusi, gli ambulanti sono decisi a far sentire le ragioni al comune. Hanno una riunione giovedì pomeriggio, ma se le cose non si sistemano noi abbiamo intenzione di non aprire neanche venerdì prossimo a queste condizioni. Spero che gli errori che stanno facendo adesso, per me sono errori, li possano correggere educatamente, perché noi qui oggi siamo buoni, pacifici, venerdì è uguale, martedì non lo so, perché la gente deve mangiare. Gli ambulanti chiedono un confronto con la categoria e con il comune. Questo nuovo piano, tuonano, penalizza almeno 90 su 110. Non è bastato questa mattina nemmeno un confronto con l'assessore al commercio Marica Galanti. E l'amministrazione conferma di aver appunto ricevuto con l'assessore al commercio una rappresentanza degli operatori, rinviando a questo incontro di giovedì l'esame di possibili aggiustamenti, cioè con uno spiraglio dunque da parte dell'amministrazione. Il sindaco Marcon dice che il mercato di Castelfranco è un mercato complesso, reso ancora più tale dalle disposizioni in materia di sicurezza e distanziamento sociale. Non abbiamo perso tempo dando l'avvio a questa fase sperimentale che ha voluto non limitare tanto la presenza quanto gli spazi agli operatori e di conseguenza l'offerta agli avventori. Non è il piano del mercato, per questo ci sarà a tempo debito, dice l'assessore al commercio. La nostra è stata una soluzione tecnica studiata recependo le diverse linee guida e ribadiamo, per dare a tutti indistintamente la possibilità di essere presenti. Parliamo di circa 120-130 operatori sia il martedì che il venerdì. Non è nostro stile entrare nelle baruffe chiozzotte, il tempo lo dedichiamo a trovare soluzioni e risposte. Chi in questo momento storico ne ha veramente bisogno. Questa è la risposta dell'amministrazione, che comunque giovedì si incontrerà con i rappresentanti degli ambulanti per cercare di capire se è possibile creare qualche aggiustamento rispetto alla situazione di questa mattina. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi parleremo dell'avvio di un importante test sierologico gratuito sui cittadini di Monastier. Rieccoci in diretta. Dunque ripartiamo da Monastiere, da test sierologici gratuiti su 1100 cittadini, un'indagine pilota che rientra nel progetto del comune Coraggio 19. A casa dei cittadini a Monastier è arrivata una lettera nella quale si chiedeva su base volontaria di partecipare ad un progetto pilota. Saranno fatti un tampone per nucleo familiare. Se sforiamo i 1100 non importa, abbiamo messo un capitolo di spesa che coprirà totalmente la spesa per quella quota che compete al comune di Monastier, che sono i 10 euro più eventualmente i numeri che andranno oltre, perché i nuclei familiari di Monastier sono all'incirca 1600. E la partecipazione è stata massiccia. Anche questa mattina sono arrivati uno alla volta i residenti ed hanno infilato in questa cassetta la propria adesione. Per un eventuale secondo, componente del nucleo familiare che volesse comunque fare il test, il costo appunto è di 37 euro, la casa di cura riconosce per i residenti di Monastier un ulteriore sconto di 10 euro. Intanto tutto è stato già organizzato nella casa di cura di Monastier, struttura Covid free. I test sierologici sono già partiti e verranno eseguiti nell'attuale pronto soccorso. L'accesso è attraverso il varco Questo test permette di fare un primo screening restringendo parecchio i possibili positivi e censendo gli asintomatici e fornisce risultati attendibili al 98%. Se è vero che in questo momento la identificazione corretta del paziente infetto da Covid, sintomatico o asintomatico, è attraverso il tampone nasofaringeo, disposizione del Ministero della Salute del 9 maggio scorso, certamente la ricerca di anticorpi IgG nel siero di soggetti sani può essere la testimonianza della circolazione virale in quest'area geografica investigata. In caso di risultato positivo si inviterà la persona ad allertare immediatamente il proprio medico di base per valutare la prescrizione del tampone. Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio del comune. 19 azioni in questo programma generale di attivazione per l'emergenza, per contrastare l'emergenza, e vanno ad esempio l'abolizione della tassa ai soggetti
soggiorno per aiutare bed and breakfast o quant'altro, dalla concessione del suolo pubblico alle attività di bar per venire incontro, ma alla reintroduzione anche del buono mensa. Ed ancora è attivo il Fondo di solidarietà alimentare per supportare le famiglie che in questo periodo si sono trovate in gravi difficoltà. Prima la festa nella casa di riposo di Ormelle, dove si trova poi la videochiamata del sindaco di Ponte di Piave, essendo lui nativo di Ponte di Piave, e come ciliegina sulla torta anche gli auguri in diretta questa mattina durante il punto stampa da parte del governatore Zaia. È stata una giornata speciale per Noè Gottardi, ma d'altronde è una giornata speciale perché ha tagliato il traguardo dei 106 anni. Ha vissuto per gran parte della sua vita a Levada di Ponte di Piave, dividendosi tra il lavoro dei campi e la cura della sua numerosa famiglia. Il 19 maggio per lui è una data importante, ha compiuto la bellezza di 106 anni. Il sindaco Paola Roma si è collegata in una videochiamata per fargli gli auguri. Come andiamo? Mamma mia, 106 anni! Tantissimi! Come stai, Noè? Si è unito in un caloroso abbraccio anche il presidente Luca Zaia, che questa mattina in conferenza stampa ha voluto ricordare il nonno Noè e fargli gli auguri. Noè Gottardi durante la seconda guerra mondiale è stato costretto a lasciare la sua amata terra. Ha partecipato tra le file di fanteria per la difesa del proprio paese sia in Italia che nell'ex Jugoslavia. Ha cresciuto 5 figli ed ha svolto per tutta la vita l'attività di agricoltore. Io dico che è fantastica. Che fantastica, bravo! Grazie Noè! Le giovani generazioni non possono che essere grate da queste grandi memorie storiche, ha detto il sindaco Roma. Un traguardo davvero invidiabile. Noè di storie da raccontare ne ha davvero tantissime, testimonianze di una vita passata fatta di sacrifici ma anche di valori, di quei valori che forse oggi abbiamo perso. Complimenti a nonno Noè, i suoi 106 anni, adesso la pagina con le notizie dal Bellunese. A partire dalla cronaca con 2 bellunesi che sono finiti agli arresti domiciliari assieme ad altre 4 persone per traffico illecito di rifiuti a carattere transnazionale al termine di un'indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Gorizie con il ROS e i finanzieri del GICO di Trieste e dello SCICO di Roma. Le misure cautelari eseguite stamane su richiesta della DDA di Trieste tra le province di Belluno, Gorizia e Napoli. Nei guai titolari della SAP di Fonzaso che secondo l'inchiesta avrebbero fatto confluire in uno stabilimento della provincia del capoluogo esontino rifiuti speciali e plastici per lo smaltimento illecito. Il GIP, che ha disposto anche il sequestro preventivo di €1 milione, profitto del reato, individuato quale danno ambientale, nel motivare le esigenze cautelari ha ricollegato la vicenda al diffuso fenomeno delle ecomafie, sottolineando il fumus della presenza della criminalità organizzata e il particolare livello di pericolosità emersi nel corso delle indagini per le evidenti affinità dell'accaduto con dinamiche criminali tipiche dell'area napoletana. E adesso parliamo della nomina di Maurizio Castro a commissario straordinario nella vicenda ACC Wanbao per il rilancio dell'azienda. Nel pomeriggio una web conference con il Ministero per l'approfondimento del piano strategico per lo stabilimento di Borgo Valbelluna. Il 25 marzo la nomina ministeriale spiazzante della friulana Anna De Pasquale a commissario giudiziale di ACC Wanbao, a seguire un coro unanime di delusione mista a rabbia delle parti sociali e istituzionali e le poche righe vergate da Maurizio Castro, indicato da tutti come figura di garanzia per la gestione commissariale di ACC. Non è la conclusione che mi era stata prefigurata. Ieri sera un nuovo colpo di scena con l'annuncio del ritorno in sella del miglior cavallo di razza per il rilancio dell'azienda di Borgo Valbelluna. Ad anticipare la notizia una nota del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che ha ringraziato tutti gli attori della trattativa senza lesinare una stoccata al suo conterraneo, il parlamentare di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Le problematiche si risolvono con il lavoro e con il dialogo, non con le polemiche sugli organi di stampa, gli ha mandato a dire, soprattutto se non si partecipa mai ai tavoli istituzionali. E il tavolo istituzionale c'è stato questo pomeriggio in web conference in diretta con il Mise, con Maurizio Castro che ha delineato il suo programma, rilanciare lo stabilimento di Mel anche attraverso operazioni audaci per recuperare quote nel mercato dei compressori. La soddisfazione dei sindacati. Alle 10 direi dalle 9.
Oggi l'abbiamo ascoltato il suo programma, che è il programma che noi abbiamo sempre condiviso e che è l'unico che noi riteniamo necessario e utile per il rilancio dello stabilimento. Siamo fiduciosi. La nomina di Castro è stata ufficializzata con decreto proprio all'apertura del tavolo istituzionale a cui hanno partecipato tra gli altri il ministro D'Incà e l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che sul neocommissario ha detto la persona giusta nel momento giusto. Ottimismo diffuso, ben sapendo che adesso arriva il duro lavoro. Perché la condizione è aggravata dal Covid e per molti motivi. Non l'ultimo, quella sentenza della UE che dà il permesso alla Nickel di produrre i compressori e quindi la situazione si è ingarbugliata molto, ma noi adesso abbiamo gli strumenti per poter reagire. Ed ora la fase 2 del coronavirus, dell'emergenza coronavirus, con la Regione Veneto che ha autorizzato la riapertura degli impianti di risalita e l'associazione degli esercenti funiviari dice ripartiamo in totale sicurezza. Diciamo subito una cosa, nell'ultimo DPCM gli impianti di risalita sono esclusi dalla fase 2, ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lasciato mano libera alle regioni a patto e solo a patto che le riaperture avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza. Il Veneto non ha perso tempo. Con gli esercenti funiviari c'è stato un confronto quotidiano, si sono studiate mosse e comportamenti che hanno aperto la strada al riavvio di un'attività fondamentale per la montagna, soprattutto alla vigilia dell'inizio della stagione estiva. Dopo l'Alto Adige, che è stata la prima provincia con propria autonomia a decretare l'apertura e regolamentare anche l'apertura degli impianti, adesso il Veneto è la prima regione a statuto ordinario che lo concede o comunque che dà questo tipo di indicazioni per noi molto importanti. Si riparte in totale sicurezza e con il massimo senso di responsabilità, dice Minella, con regole chiare per una stagione al via tra mille incognite. Guardiamo al domani è la stagione estiva dove in provincia di Belluno in particolare apriranno circa oltre il 30% degli impianti. Abbiamo un trend positivo che ci accompagna ormai da qualche anno per quanto riguarda l'estate, ma è chiaro che il nostro obiettivo a medio termine è l'inverno e quindi vorremmo essere pronti con direttive precise e indicazioni precise e regolamenti per affrontare l'inverno nel miglior modo possibile. L'ordinanza regionale consente di riprendere l'attività nel rispetto della salute di tutti, operatori e fruitori del servizio. Incontri proficui si sono svolti anche con la struttura di US Dolomiti che ha messo alla base di ogni ragionamento i dati sanitari, oggi fortunatamente positivi. Che cosa cambierà? Ma in questo momento cambia che soprattutto sia in fase estiva che durante il periodo estivo che il periodo invernale si dovrà salire o percorrere in pochi minuti di impianto, soprattutto su cabinovie e sulle funivie con le protezioni, con i dispositivi di protezione indicati dalle normative. Con gli impianti ripartono idealmente la montagna e il turismo, comparto cruciale per tutto il Veneto, ma riparte anche la voglia di futuro, quindi mondiali di sci a Cortina e Olimpiadi 2026, una sfida che ANEF vuole vincere oggi più che mai. Siamo al momento dei bimbi in TV, allora questa serie video di Gabriele e Giada di Casier, Nicolò di Treviso e poi sempre da Treviso Matteo, Andrea e Alessandro. Oh ciao!
fantasia non manca ai nostri piccoli telespettatori, continuate a mandarci i vostri video, lo potete fare come sempre con i riferimenti che vedete adesso in sovraimpressione, il numero di WhatsApp 351 175 5340, noi li manderemo in onda come ogni sera al termine del nostro telegiornale per chiudere un po' con il sorriso la giornata. Adesso vi lascio al meteo, poi riprende l'edizione straordinaria fino alle 21 come sempre con Francesca Bozza a condurre quest'ultima parte della giornata. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, la situazione andrà migliorando con tempo più stabile. Il dettaglio di mercoledì 20 maggio. Sul Veneto tempo più asciutto e stabile, sarà anche maggiormente soleggiato, a parte qualche temporaneo e locale addensamento, ma in genere non ci saranno ulteriori conseguenze. Temperature in aumento, minime tra i 12 e i 17 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 28 gradi, punte di 29 gradi sul Veronese. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, con anche qui condizioni di bel tempo, con la presenza del sole, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 17 gradi, massime invece tra i 26 e i 27 gradi. Ci spostiamo infine a vedere la situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, salvo per qualche piovasco sarà possibile solamente sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 14-15 gradi all'incirca, massime invece fino a 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.